Buon pomeriggio e bentrovate all'edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Ieri la rapina ai danni della gioielleria al centro commerciale Il Giulia. In attesa anche di reazioni e novità sul fronte delle indagini, rivediamo il servizio. Hanno agito in due, a volto coperto, vestiti di nero e con cappellini a visiera. Un colpo fulmineo in pieno giorno alla gioielleria Orofino al centro commerciale Il Giulia. Erano le 13:40 quando i due uomini sono entrati dal parcheggio e hanno lanciato un fumogeno rosso in un corridoio del centro, seminando il panico tra commesse e clienti. Quindi, a colpi di martello, hanno mandato in frantumi una delle vetrine principali della gioielleria che si trova al piano seminterrato. In pochi minuti hanno portato via gioielli, oro e diamanti e sono scappati, lanciando un altro fumogeno e uscendo a piedi su via Giulia. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della questura che hanno avviato le indagini. Dopo aver raccolto le prime testimonianze dei presenti e aver effettuato i rilievi, gli agenti si sono concentrati sull'acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sia nel negozio che nei corridoi del centro commerciale. È possibile che fuggendo i due rapinatori abbiano scoperto parzialmente il volto, risultando quindi riconoscibili grazie alle immagini. Secondo alcune testimonianze si tratterebbe di due uomini sudamericani, fra di loro avrebbero comunicato in spagnolo, ancora da quantificare l'entità del bottino. Il punto sulla sicurezza a Trieste con l'assessore comunale competente Caterina De Gavardo, ospite in trasmissione questa mattina. La mia totale solidarietà alle commesse del negozio, perché credo che vivere in prima persona un momento del genere non sia proprio un evento che si dimentica facilmente, e anche a tutti la proprietà del Giulia e a tutti i clienti che in quel momento stavano magari trascorrendo la domenica pomeriggio a prendere fresco dentro il Giulia. Così l'assessore comunale della sicurezza Caterina De Gavardo sull'episodio criminale andato in scena al centro commerciale Giulia con gioielleria presa d'assalto in un tranquillo pomeriggio d'estate. La rappresentante di giunta è tornata anche sugli episodi di disagio giovanile e bullismo, anche a sfondo provocatorio, andati in scena in piazza Perugino, una zona della città ormai da anni teatro di violenze, schiamazzi, vandalismo e spaccio di droga, inserita di recente anche nel perimetro della zona rossa disposta dalla prefettura e scaduta a fine marzo. C'è invece quello del disagio giovanile che sta emergendo in modo molto forte in città, lo vediamo da tantissimi episodi che stanno accadendo. Io sono sempre più convinta che l'utilizzo purtroppo ormai infrenabile del cellulare da parte dei nostri figli abbia delle conseguenze negative da ogni punto di vista, e anche spinto probabilmente dall'epoca del Covid, in cui non si poteva fare a meno del cellulare o comunque dei sistemi elettronici per socializzare. Per oggi ci troviamo con dei ragazzi che fanno finta di far parte dei gruppi, ma in realtà sono molto soli, non hanno nessun altro modo per divertirsi se non facendo queste che definiamo stupidaggini, ma insomma sono molto di più. Quanto agli ulteriori possibili provvedimenti, il Comune di Trieste sta già riprogettando il da farsi, al netto degli sforzi di sorveglianza quotidiani e anche all'operazione di riqualificazione e abbellimento della piazza stessa. Quella era stata una zona già molto attenzionata da noi e, come giustamente ricordava il servizio, il 1° agosto dello scorso anno abbiamo iniziato a controllarla in modo particolare con quelle ordinanze sindacali che obbligavano per un periodo limitato in una zona limitata della città la chiusura degli esercizi pubblici alle 24, un'ordinanza che aveva dato obiettivamente i suoi frutti e che giustamente, come ha ricordato il sindaco, valuteremo se ripristinare nel prossimo futuro su alcune limitate zone della nostra città, perché sicuramente l'alcol fa da spinta, da detonatore a tantissime situazioni di degrado. Il sindacato Fesica Confsal all'attacco su contratti di lavoro considerati iniqui e sui bassi salari per alcune categorie di lavoratori come la vigilanza privata e i guardiafuochi. Sentiamo. Le categorie più colpite da questo scandalo nazionale sono le guardie giurate armate, i servizi di sicurezza non armati e, nella fattispecie, le guardie a fuoco presso gli ospedali.
Salari bassi e contratti iniqui che non rispettano l'articolo 36 della Costituzione, quindi il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. È l'attacco della Fesica Confsal del Friuli Venezia Giulia, un'emergenza nazionale che colpisce anche la nostra regione, sottolinea il sindacato, che annuncia una dichiarazione di guerra senza quartiere dopo le decine di infruttuosi incontri intercorsi con parti sociali, aziendali e pubbliche, come recita la nota. Il sindacato inoltre chiama i lavoratori alla scesa in piazza. Noi abbiamo parlato con tutti gli attori di questa tragica commedia, la politica, le stazioni appaltanti, le aziende, tutte quante ci hanno risposto di fatto fateci causa. Quindi se i soggetti che per ora ci hanno sdobbato e ci hanno detto fateci causa vogliono fare un trattato di pace, noi ci fermeremo, se no andremo avanti fino alle estreme conseguenze, che non sono solo quelle di andare dal giudice del lavoro. Noi faremo degli esposti anche alla Procura della Repubblica, perché queste, in particolare la Giudice Giuliano Isontina e l'azienda sanitaria del Friuli Centrale, non potevano non sapere che indicando quel contratto ANISA, non potevano non sapere che un contratto assolutamente fasullo che non doveva essere applicato, firmato dalla Consal nel 2009, praticamente mai più rinnovato, e noi della Consal gli abbiamo detto non applicate quel contratto. Nonostante questo lo hanno fatto anche nel recentissimo appalto dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste, con noi il commissario Fulvio De Grassi. Commissario, buongiorno, prego. Sì, buongiorno Palladini, a lei e a tutti i telespettatori. Ma cominciamo con il dire che è stata una giornata relativamente tranquilla. Fortunatamente il meteo ci è stato abbastanza amico, la bora non è troppo forte, ha comunque asciugato quel poco di bagnato che c'era dalle precipitazioni notturne. Per il resto abbiamo rilevato comunque 4 incidenti con solo danni materiali, perciò non pochi, ma insomma siamo nella media annuale, diciamo. Da segnalare lavori in varie parti della città, abbiamo avuto richiesta per qualche rimozione, comunque raccomando sempre i telespettatori che forse sono in ascolto, che hanno i veicoli parcati, di controllare che non ci siano cartelli di divieto temporanei. Per quanto riguarda sempre i lavori, in via del Bosco, tra via Vittoria e via Bernini, la stessa via del Bosco è chiusa per lavori, e c'è anche la chiusura di Monte Valerio all'altezza del Civico 2 sempre per lavori. Per il resto non abbiamo particolari interventi in atto, al pomeriggio non abbiamo in agenda niente di particolare. A questo punto vi restituirei la linea. Grazie commissario, un saluto a lei ovviamente a tutti e a tutti quanti i membri della Polizia Locale. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie anche a voi. Bene, andiamo avanti col servizio perché parliamo del Triskel, che arriva con la 25esima edizione appunto del Festival internazionale, che torna dal 20 al 29 giugno al Boschetto del Ferdinandeo, con anche alcune novità. Sentiamo quali. Triskel raggiunge i 25 anni d'età, l'anno della maturazione, vuol dire che ha retto l'urto dell'adolescenza, della giovinezza. Siamo qui a presentare un evento che è un evento internazionale. Indubbiamente è una musica che piace, una musica che attrae. Triskel compie 25 anni. Il Festival di musica e cultura celtica torna dal 20 al 29 giugno al Boschetto del Ferdinandeo. 10 giorni immersivi nelle tradizioni e usanze degli antichi Celti, a contatto con la natura, con la possibilità di partecipare a tanti laboratori creativi, incontri e anche tante attività dedicate ai bambini. Tra le novità la rassegna Triskel itinerante, che prevede 9 tappe da Muggia a Gorizia. Mi auguro che ci sia poi il 27esimo, andranno avanti perché l'apporto
internazionale è elevato, è uno certamente degli eventi di maggiore portata internazionale che si fanno qua a Trieste. La 25esima edizione, ha spiegato Elisabetta Sulli, presidente dell'associazione che organizza la manifestazione, vedrà la partecipazione di band internazionali e grandi nomi del panorama italiano, dagli olandesi Solar Cycles ai locali Wooden Legs, dai Folkestone ai Toulouse. Tornano in vigore anche le ordinanze dell'anno scorso, pensate per limitare il disturbo ai residenti. Qui però dobbiamo affrontare un tema che non è solo artistico, è un tema di quello che sono gli apporti al flusso turistico di tutta una serie di eventi che il Comune appoggia ma che fanno poi i privati, e quindi abbiamo dovuto in qualche modo mediare tra quello che è un'esigenza anche degli abitanti della zona, perché indubbiamente abbiamo avuto delle segnalazioni perché non si eccedesse. In questo caso è un evento internazionale per cui abbiamo dato delle deroghe. L'ha deciso la Giunta perché così è previsto dal regolamento, e quindi credo che arrivare a farli suonare fino a mezzanotte sia una giusta considerazione di quello che è l'apporto artistico e di quello che deve essere anche il rispetto per la gente. Entro questo mercoledì si sapranno i dettagli definitivi sulla partecipazione della Pallacanestro Trieste alla prossima Basketball Champions League. Che la Pallacanestro Trieste parteciperà alla prossima Basketball Champions League ormai è praticamente certo. Resta da capire se lo farà direttamente fra le 28 della fase finale oppure se dovrà passare per il play-in. Questo è il termine con cui si identifica la fase eliminatoria, che scatterà in precedenza, cioè già da settembre. Un dettaglio non da poco, perché quest'ultima ipotesi significherebbe avere una squadra già a buon punto di forma nel mese precedente all'avvio del campionato di A1, ufficialità che arriverà entro mercoledì 18 giugno e determinerà di conseguenza anche un'eventuale accelerazione sul fronte del mercato da parte del GM Mike Arcieri, che dopo aver già rinnovato Ruzier, Ross, Brown, Brooks e Jutov deve trovare la quadra sul fronte italiani e soprattutto chiarire quali saranno i due elementi di spicco per il numero 3 e il 5. Sul centro appare ormai evidente come la società sia pronta a investire una somma importante per fare il salto di qualità fisico e muscolare, ma c'è anche da capire cosa si sceglierà di fare sul perimetro per garantire più continuità di rendimento rispetto a Denzel Valentine, al quale però, seppur con la sua estemporaneità, va dato il grande merito di essere stato decisivo in diverse vittorie sulla carta insperate, vedi Milano e Virtus su tutte. E a proposito di Bologna, non dimentichiamo che con la possibile vincitrice dello scudetto sul 2-0 dopo le prime due partite casalinghe della finale contro Brescia, Trieste in regular season ha vinto in entrambe le occasioni. Dettagli? Certamente, ma occhio, alzare ulteriormente l'asticella dei risultati non sarà facile, specie con un budget di qualità ma complessivamente non faraonico. Ci fermiamo per alcuni minuti, pubblicità, ma poi torniamo con altre notizie. State con noi. Parliamo di sanità. Si calcola che in alcuni comparti il 25% del personale non sia più in grado di svolgere le mansioni assegnate inizialmente per vari problemi legati soprattutto all'età e alla carenza del personale. Così il segretario della FIALS Fabio Potocnik. Sentiamo. Una percentuale non irrisoria di personale non riesce più a svolgere le mansioni per cui era stato assunto. Per quanto riguarda magari gli infermieri, non so, sappiamo benissimo che è un lavoro usurante, quindi un infermiere più anziano non è che riesca a spostare pesi e cose del genere. È una problematica più sentita, immagino, a livello interno, perché è più conosciuta. Allora, diciamo che la problematica è conosciuta ed è stata anche più volte, come dire, evidenziata, anche le aziende lo sanno, ma anche la Regione adesso ha fatto degli studi per valutare la percentuale di persone che non possono più svolgere le mansioni per le quali sono state assunte, e ci aggiriamo per qualche categoria anche il 25 e anche 30% di limitazioni. E questo è dovuto un po' proprio alla modalità come si lavora, perché è evidente che se devo essere in turno in due operatori sociosanitari per
assisto una paziente, devo lavarla a letto o altro e mi trovo da solo, ecco che comprometto la mia salute e anche il mio fisico. Questo vale per gli OSS, vale per gli infermieri, vale per tutto il personale che in qualche modo è chiamato anche ad avere l'assistenza diretta sul paziente e non dimentichiamo che anche l'età anagrafica ha una certa influenza che sicuramente con l'allungamento dell'età lavorativa questo sarà un problema sempre più sentito. Credo che bisognerebbe fare delle politiche di iniziare in posti così magari più pesanti o più altro con un organico adatto in modo tale che non ci si trovi alla fine di questo primo step a essere già diciamo con il fisico messo compromesso. Ecco. Ora invece il punto della situazione a Trieste per quanto concerne il turismo e il lavoro negli alberghi. Abbiamo percepito un po' meno pressione di mercato rispetto allo stesso periodo dell'anno passato e parimenti il prossimo weekend, che invece è Corpus Domini, registriamo più o meno la stessa pressione di mercato. Abbiamo avuto molte prenotazioni più last minute rispetto all'anno scorso, ma abbiamo tenuto e mantenuto un buon livello di saturazione della città. Un lieve calo di presenze di tedeschi e austriaci, compensato però da un forte aumento degli ungheresi, più frequente ricorso alle prenotazioni last minute, ma solo in questo periodo, mentre i risultati dei primi mesi dell'anno mostrano una tendenza dei visitatori ad allungare le loro vacanze in città. È il quadro del turismo a Trieste tracciato dal neopresidente di Federalberghi Maurizio Giudici, in questo periodo segnato da vari ponti festivi, a cominciare da quello italiano del 2 giugno fino alla Pentecoste, molto sentita in Germania e Austria, paesi che però fanno i conti con una particolare congiuntura economica. Abbiamo visto un calo della parte Austria-tedeschi rispetto al normale, un aumento invece degli arrivi degli ungheresi e quindi questo ha di fatto un po' compensato e bilanciato. Probabilmente la situazione è anche figlia un po' delle diverse difficoltà economiche dei vari stati, anche la Germania non è che sta passando un periodo assolutamente positivo come nel passato, quindi una minor disponibilità delle famiglie c'è, pertanto questo è anche naturale. Certo che sono elementi che in termini tecnici e professionali saranno oggetto di studio, però tutto sommato continuiamo a esprimere, Trieste continua ad esprimere questo gradimento e ancorché ridotto sotto last minute, comunque Trieste è oggetto di flussi d'arrivo non indifferenti. Il progetto Una scuola per il Senegal è stato al centro di un concerto benefico cui hanno preso parte gli studenti del liceo musicale Carducci Dante. La solidarietà a volte anche nella nostra città si mostra. È successo a Trieste al liceo Carducci Dante, che è stato teatro di un concerto di solidarietà, appunto, dedicato al progetto di Youssou Niang, Una scuola per il Senegal. Il progetto di Youssou è bellissimo perché si rivolge ai bambini ed è un sogno che si è realizzato e quindi l'idea di presentare ai nostri ragazzi e anche ad altri ragazzi della città, musicisti, la possibilità di contribuire in modo solidale con il loro lavoro era una cosa che ritenevo importantissima. Da soli o accompagnati dai propri insegnanti, gli allievi della sezione musicale dell'istituto hanno proposto una vasta selezione di brani, da Bach a Lloyd Webber. Il ricavato delle offerte servirà dunque al finanziamento di un progetto che esiste già da qualche anno, messo in piedi da un ragazzo arrivato in Italia 8 anni fa, che ha frequentato la scuola di italiano della comunità di Sant'Egidio. Questo progetto nasce qua in Italia che dopo che ho frequentato le scuole di Sant'Egidio, dopo un anno e mezzo, mi è venuto l'idea perché visto che la scuola di Sant'Egidio è una scuola di laica, di solidarietà, di pace, di tutto, e io per fare una contribuzione nel mio paese per aiutare i bambini e bambine, mi è venuta l'idea di fare una scuola così. Raduno Triveneto degli Alpini a Conegliano, presente per la regione Friuli Venezia Giulia, l'assessore alle finanze Barbara Zilli. La località di Gemona ha ricevuto la stecca per l'edizione del prossimo anno.
Sorezzini, oggi c'è stato il passaggio di consegna tra Conegliano e Gemona del Friuli come sezione, ma tutto il Friuli Venezia Giulia sarà coinvolto per quanto riguarda l'edizione 2025. Sì, 2026 a 50 anni dal sisma del 76 che appunto distrusse tutto, ma non fece perdere la forza di volontà alla gente, arrivò una solidarietà internazionale inimmaginabile, tutti impararono conobbero la grande tenacia del popolo friulano, fatto appunto di poche lacrime e tanta voglia di rimettersi immediatamente in gioco per far rinascere le comunità. Credo che a 50 anni dal sisma ci siamo riusciti egregiamente e oggi è stato un momento importantissimo con la tanta gratitudine della gente mentre sfilavamo, e noi siamo orgogliosi di consegnare ai nostri figli un Friuli che è conosciuto nel mondo per la sua laboriosità, per la sua competenza e per i valori che sono quelli degli alpini. Allora non resta che dire appuntamento Gemona 2026. Vi aspettiamo numerosi. Con l'ormai tradizionale asta delle girandole si è conclusa la 10ª edizione di Bora Amata in Piazza dell'Unità d'Italia, un'edizione che chiude anche un ciclo in attesa di nuove iniziative legate al Museo della Bora. Vediamo. È andata benissimo, anche per quest'anno sono andate via nel tempo di un refolo, perché veramente in un quarto d'ora sono andate via tutte, quindi siamo super contenti. Sono andate a ruba le girandole di Bora Amata all'ormai consolidato evento conclusivo della Kermesse dedicata al vento di Trieste. L'asta benefica quest'anno sostiene la Fondazione Monticolo e Foti, realtà che promuove l'inclusione sociale attraverso lo sport, in particolare il baskin per atleti con diverse abilità. È andata benissimo, c'è stata una partecipazione della comunità, del territorio e anche di qualche turista molto profonda. Devo dire che si sono interessate le persone che si sono avvicinate al banchetto anche per richiedere informazioni sulla fondazione. Il 100% di quanto raccolto è destinato ai progetti dell'inclusione che attua la Fondazione Monticolo e Foti. Noi lavoriamo principalmente per gestire progetti di inclusione nel campo dell'autonomia abitativa e dello sport, dell'inclusione culturale. Abbiamo appena terminato un bellissimo progetto con Società dei Concerti che ha portato dei ragazzi con disabilità cognitive all'ascolto di concerti di musica classica. Con l'edizione numero 10 Bora Amata chiude un ciclo, ma già promette di pensare a nuove e diverse iniziative per i prossimi anni. E alla fine chiudiamo così questo nostro ciclo di 10 anni di Bora Amata, che è stata una festa che ha sorpreso un po' i triestini e anche i visitatori della città. Siamo contenti di aver messo insieme gioco, solidarietà, un aspetto turistico e culturale e tanta sperimentazione un po' in una piazza che è speciale, dove c'è spazio per fare cose nuove. E quindi abbiamo celebrato il vento è anche stato contento perché negli ultimi anni non è mancato, quindi significa che tutto sommato ha apprezzato le cose. Bora Amata, un po' di follia, è stata cercare di organizzare delle attività originali e inaspettate, gli aquiloni giganti in piazza, quest'anno lo yoga, e quindi ci sembra un po' dare un'idea di quello che può essere questo tema importante per la città che noi esploriamo da ormai 26 anni come Museo della Bora e che prossimamente porteremo anche a Opicina, in un nuovo spazio che apriremo tra qualche settimana. Va bene, diamo uno sguardo anche al meteo rapidamente prima di chiudere con la situazione generale, perché tra martedì e giovedì una depressione isolata si allontanerà verso il Mar Tirreno. La regione tornerà quindi in un contesto anticiclonico stabile con afflusso di correnti nord-orientali in prevalenza secche, e su tutta la regione oggi, lunedì 16 giugno, un po' di instabilità. Già da domani torna il sereno un po' ovunque, con qualche nuvola sparsa. Soffierà comunque Bora moderata, anche sostenuta in quel di Trieste. Simile il tempo anche per mercoledì 18 giugno, con le temperature che potranno arrivare fino ai 30 gradi. Un tempo analogo più o meno anche per il 19 e il 20 giugno. È tutto dal TG Meridiano di Tele4, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con le notizie naturalmente questa sera alle 19:30. Buon proseguimento.